E Hassan Nabil, 32enne tunisino, colto in flagrante con l'accusa di furto aggravato dopo aver rubato 65 euro dalla cassa di un'enoteca in via Atenea. Il giovane è stato visto da un carabiniere non in servizio che si stava concedendo un momento di relax dopo aver arrestato 3 corrieri della droga da Palermo. Il giovane è stato immobilizzato dal militare ed immediatamente si sono recate sul posto 3 volanti del nucleo operativo e radiomobile di Agrigento. Prontamente il denaro che il Nabil aveva sottratto è stato restituito al gestore del locale, che non ha nascosto la sua gratitudine e gioia alle forze dell'ordine. Grande soddisfazione da parte del tenente colonnello Giovanni Pellegrino. I carabinieri sono impegnati in numerosi servizi contro la criminalità organizzata, ma anche contro la microcriminalità. Il risultato di oggi dà una doppia soddisfazione perché l'arresto è stato compiuto da un carabiniere libero dal servizio. Prova evidente che sono 2 occhi che si aggiungono ai numerosi occhi di altri carabinieri in borghese e in uniforme che effettuano numerosi servizi preventivi nel centro della città. Noi siamo sempre disponibili attraverso il numero 112 a fornire la nostra piena collaborazione, per cui ogni cittadino che voglia dare una segnalazione è sicuramente ben accetto.